12.000 console per videogame contraffatte che simulano alla perfezione le originali, con all'interno oltre 47 milioni di giochi, anch'essi contraffatti. È l'esito dell'operazione Coin Up 80 della Guardia di Finanza di Torino, che ha portato a un maxi sequestro di dispositivi in Italia e in provincia di Venezia. All'interno delle console, vendute principalmente tramite negozi online, erano precaricati illecitamente giochi risalenti agli anni 80 e 90, che negli ultimi tempi stanno conoscendo una nuova fase di popolarità. Le attività investigative hanno permesso di ricostruire la filiera dei prodotti, tutti di provenienza cinese. La distribuzione avveniva principalmente attraverso i siti internet delle aziende italiane coinvolte e in alcuni punti vendita fisici delle stesse, in particolare centri commerciali anche nel veneziano. 9 i responsabili italiani denunciati all'autorità giudiziaria per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell'esercizio del commercio, ricettazione e violazione al diritto d'autore. I dispositivi, privi anche delle indicazioni previste dalla normativa ambientale, sono stati distrutti nel rispetto delle regole riguardanti lo smaltimento di questa tipologia di rifiuto.